La Friuli Venezia Giulia Mitteleuropa Orchestra ha presentato la sua nuova sfida artistica, una stagione sinfonica dedicata al Novecento. Intanto conferma l'assunzione a tempo indeterminato dei suoi 48 orchestrali. Il servizio di Marinella Chirico. Talento, professionalità ed esperienza. La Friuli Venezia Giulia Mitteleuropa Orchestra, nata 15 anni fa, è ormai un patrimonio consolidato del nostro panorama culturale. Per una delle due uniche orchestre stabili del Friuli Venezia Giulia, assieme a quella del Teatro Verdi di Trieste, è tempo di nuovi progetti, a cominciare dalla stagione sinfonica, 6 appuntamenti al Teatro Modena di Palmanova, dal 15 ottobre all'8 dicembre. Un cartellone realizzato in collaborazione con l'ERT, Ente Regionale Teatrale, che ha per tema il Novecento, titolo Contrasti, come spiega il sovrintendente Massimo Gabellone. E ciò che vogliamo cercare di fare, di illustrare, diciamo, al pubblico, è un contenitore che guardi al Novecento, in particolare al Novecento storico, non tanto al Novecento d'avanguardia, in maniera tale da creare, diciamo, quelle sfumature, quelle tinte che sono tipiche anche delle buone tele, dove vi è un perenne contrasto e quindi un perenne movimento. Contrasti perché vi è la forte presenza della musica cosiddetta classica colta, ma vi è anche un concerto interamente dedicato ai Beatles. Il primo concerto si intitola Danze Fantastiche, dove praticamente iniziamo con un brano di Max Reger, la suite in stile antico, passando per le danze di Turina, per arrivare nella seconda parte a una forma di danza molto più attuale e sanguigna che è il tango argentino. Sta al passo coi tempi l'ensemble regionale, protagonista in Italia e all'estero, un'orchestra che è anche azienda culturale, che ha come riferimento il mercato e il territorio e come prezioso bagaglio una ricca attività produttiva. Al passo coi tempi, come dimostra anche la scelta, coraggiosa e in controtendenza, di stabilizzare i 48 orchestrali più 2 tecnici con contratti a tempo indeterminato.